benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra rubrica Noi Chiesa. Il Vescovo Giampio ha celebrato nella cattedrale chiavarese di Nostra Signora dell'Orto la Santa Messa nella solennità di Maria Madre di Dio, Giornata Mondiale per la Pace, e ha proposto una riflessione in cui ha chiesto a tutte e a tutti di fare il primo passo, soprattutto nelle relazioni più semplici e quotidiane, per diventare trasparenza dell'amore di Dio e artigiani della pace. La pace è un dono da invocare e da accogliere ed è un compito da praticare costruendo nella vita di ogni giorno relazioni autentiche e riconciliate. Con questo auspicio e questo desiderio il Vescovo Giampio ha celebrato in cattedrale la solennità di Maria Madre di Dio, in cui ricorre la Giornata Mondiale per la Pace. Nella messa del primo giorno del nuovo anno il Vescovo ha messo in primo piano il grande annuncio dell'amore di Dio, descrivendone la fenomenologia a partire dall'esperienza dei pastori considerati persone impure e da evitare, escluse dai diritti civili, peccatori per definizione. Ed è in questa consapevolezza coriacea determinata dalla tradizione che i pastori vengono circondati dall'amore di Dio, un amore gratuito, immeritato, del tutto inaspettato. Oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore, non un giustiziere che premia i buoni e castiga i cattivi, no, un Salvatore. La liturgia animata dal coro della cattedrale, che accompagna tutte le celebrazioni presiedute dal Vescovo, con la direzione di Metella Petazzi e Simona Gardella e Davide Merello all'organo, descrive l'esperienza dei pastori che trovano il bambino e raccontano ciò che del bambino viene detto loro, e racconta lo stupore di chi si trova di fronte ad una immagine di Dio del tutto diversa da quello che la tradizione aveva annunciato e promesso. In controluce c'è il silenzio di Maria, che vive lo stesso stupore e matura la riflessione che la accompagnerà per tutto il percorso, trasformandola da madre a discepola. Un percorso fatto di ascolto della parola e obbedienza alla volontà di un altro, fatto di progressiva scoperta dell'autentica vocazione che è la costruzione della pace, a partire dalle relazioni, quelle più nascoste, attraverso cui è possibile essere trasparenza dell'amore gratuito di Dio e artigiani di pace. Fai il primo passo, provaci con l'aiuto del Signore. Poi certo c'è la libertà dell'altro di non accogliere questo tuo passo, però tu fallo e farai esperienza di libertà, farai esperienza di felicità. Se non lo fai, quando pregherai per la pace nel mondo, la tua preghiera sarà una preghiera ipocrita, sarà una preghiera non gradita al Signore. Ora facciamo un passo indietro, perché il Vescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica che ha chiuso l'anno giubilare nella cattedrale chiavarese di Nostra Signora dell'Orto. La speranza, che è stato il tema del Giubileo, è stata anche al centro della riflessione del Vescovo. Si chiude l'anno del Giubileo, ma non finisce quel cammino che questo tempo ha contribuito a tracciare e sostenere. Nella messa di fine anno giubilare, che il Vescovo di Chiavari ha celebrato nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, insieme ai canonici del capitolo, ai parroci cittadini e ai molti fedeli presenti, Monsignor De Vasini ha parlato soprattutto di speranza, tema del Giubileo 2025. Spesso distratti dall'ordinario, affaccendati dalle molte cose della vita, non vediamo la porta santa, spiega il Vescovo durante l'omelia, riferendosi alla porta del cuore di Dio, una porta che dice di un Dio che, oltre ad essere genitore, è speranza infinita, è vicino, è guaritore, perdona ed è liberatore per ogni uomo e donna. Insomma, questa porta santa del cuore di Dio, porta sempre spalancata, ci dice di un Dio che si prende cura di noi. La cura è una questione fondamentale, soprattutto nel periodo che stiamo vivendo, spiega De Vasini, sia quella dei genitori sia quella dei figli. Riprendendo il testo del Vangelo di Matteo, parla della responsabilità vissuta da Giuseppe sia nei confronti di Maria sia nei confronti di Gesù. Un uomo che obbedisce a Dio per amore e trasforma la sua vita nella cura per gli altri, sa leggere la realtà, si rende conto dei pericoli, riconosce il suo compito e lo vive. Un uomo giusto e misericordioso, ma anche coraggioso e intraprendente, generoso. Un padre che prega e ascolta quello che Dio gli chiede, un uomo anche discreto che sa lasciare la scena. Prendete Giuseppe
come riferimento nel vostro mestiere di genitori, mestiere difficile e nello stesso tempo straordinariamente bello. Per quanto riguarda la cura da parte dei figli, il vescovo di Chiavari definisce come un'emergenza del nostro tempo il fatto che alcuni dimentichino i loro genitori e non si prendano cura di loro. Prendersi cura di un genitore anziano significa entrare nella dinamica della restituzione, uscendo dall'egoismo. La cura dei genitori anziani è quella possibilità che la natura ci offre per risanare le ferite della vita, per mettere il balsamo sui conflitti della crescita, per ricucire i tessuti sfilacciati. In chiusura, Monsignor De Vasini cita 3 concetti fortemente legati al percorso giubilare: cammino, servizio e silenzio. Spiega poi: se ognuno si prenderà cura degli altri e di se stessi, sarà possibile diventare artigiani di speranza, quella di cui il mondo ha tanto bisogno. E la speranza non confonde. La speranza non è un'illusione, è un cammino concreto, fatto di piccoli passi, di gesti semplici che costruiscono il regno di Dio. E come abbiamo visto anche in occasione delle festività natalizie e della celebrazione di chiusura dell'Anno Santo, le celebrazioni che raccolgono tutta la nostra diocesi sono sempre ospitate dalla cattedrale chiavarese di Nostra Signora dell'Orto, un luogo che non solo per la città di Chiavari ma per tutto il territorio custodisce secoli di storia e che ha bisogno di cura costante. Vediamo. Cambia il canale di raccolta, ma non l'importanza di un sostegno che in questi anni c'è stato, ma che non smette di essere una necessità a cui dare continuità per fare in modo che la cattedrale di Chiavari sia sempre accogliente, sicura e motivo di orgoglio per la comunità diocesana. A partire dal prossimo anno terminerà la sua esistenza la Onlus, attraverso la quale si potevano effettuare le donazioni da destinare alla cura e alla manutenzione dell'edificio sacro. Dal 2026 chi volesse dare il proprio contributo per portare avanti i lavori di restauro della cattedrale potrà comunque farlo utilizzando il conto corrente della Società Operaia Cattolica Nostra Signora dell'Orto. La prima cosa da dire è che in questi anni stiamo creando un tessuto comunitario, che è la prima vera espressione di quello che una comunità parrocchiale deve essere. La cattedrale è una parrocchia un po' atipica, che non ha abitanti, quindi è necessario creare una sorta di persone che, simpatizzanti per la cattedrale, hanno come parrocchie, le loro parrocchie d'origine, guai al mondo se non fosse così, ma sono anche amiche della cattedrale. Intorno a questo tessuto abbiamo creato anche una rete di benefattori che mi preme ringraziare sempre, che facevano le loro offerte alla Onlus, che era questa associazione nata negli scorsi anni, che ora per alcune leggi è chiamata a chiudere i battenti, e tutti coloro che vorranno fare offerte potranno convogliare le loro offerte nel conto corrente della Società Operaia Cattolica, che è quell'altra grande realtà che raccoglie alcuni aderenti che sono legati alla cattedrale, che sono amici della cattedrale o che danno del loro tempo a favore della cattedrale. Versare su questo conto permette, nella tracciabilità e in tutti i parametri di legge previsti, di poter beneficiare dei vantaggi fiscali che un'offerta di questo tipo deriva, di modo che così ci sia la possibilità per le persone di poter fare un'offerta e di avere le tutele del caso. C'è bisogno di sostenere l'attività della cattedrale e la sua cura. Sì, come diciamo sempre, la cattedrale è la casa diocesana. Proprio pochi giorni fa si è chiuso il solenne giubileo a livello diocesano nella nostra chiesa. Abbiamo bisogno di lavori di mantenimento ordinario, che sono già molto ingenti, ma anche di lavori di restauro molto ingenti, che speriamo prima o poi di poter fare, e certamente noi ci mettiamo l'impegno, come dicevo prima, anzitutto per creare un tessuto di comunità, ma tutti con il loro piccolo contributo possono aiutarci a compiere questo che diventa un vero e proprio sogno e che io mi permetto di affidare alle mani di Maria insieme con tutte le persone che vogliono bene alla nostra Chiesa. Si è chiuso pochi giorni fa il Giubileo, la cattedrale è la chiesa giubilare. Che bilancio si può fare di questo anno particolare per la Chiesa? Ma sicuramente un bilancio positivo, perché che riguarda la celebrazione di apertura e di chiusura, che ha visto una partecipazione veramente straordinaria, e un desiderio da parte della gente di conoscere il percorso di conversione che il Giubileo chiede, legato a un proprio percorso di fede e anche all'ottenimento dell'indulgenza. Quindi la gente è stata curiosa e desiderosa, e nell'imminenza delle feste, Natale,
Pasqua e le feste patronali, tanti si sono confessati anche col desiderio di ottenere l'indulgenza, quindi col desiderio di fare un cammino di conversione che il Giubileo chiede. Cammino che continua anche con l'anno nuovo. Certo, il Vescovo diceva molto opportunamente il giorno di Natale che se il Giubileo ha chiesto di mettere al centro la speranza, Papa Leone proprio in queste settimane ci ha chiesto che la speranza non sia un punto di arrivo e quindi di fine, ma un nuovo inizio, cioè che il frutto del Giubileo per il futuro sia coltivare semi di speranza. Questo è l'impegno che tutti ci prendiamo a livello di Chiesa. Torniamo nel clima natalizio grazie alle immagini e alle interviste che abbiamo realizzato nella piccola frazione di Campodonico sulla collina di Chiavari. Il paese fa parte della zona pastorale di San Pier di Canne e tutte le comunità di questa zona pastorale anche quest'anno hanno dato vita al presepe vivente. Sono state coinvolte decine di persone nella riproduzione degli antichi mestieri, nella rappresentazione delle figure centrali della natività e anche nel proporre piatti tipici e un po' di musica per rallegrare quanti hanno voluto partecipare a questo appuntamento. Il tradizionale corteo con i mestieranti, la Sacra Famiglia e tutti i componenti del presepe che si sono messi in cammino seguendo la stella cometa dalla chiesa parrocchiale di Campodonico alla cappella di San Bernardo sull'altura di Chiavari, poi la musica, i laboratori per bambini organizzati dal Circolo Acli di Magena e il cibo. Anche quest'anno numerose persone hanno partecipato al presepe vivente delle parrocchie della zona pastorale di San Pier di Canne. Il presepe vivente di Campodonico è una tradizione molto bella che appunto raccoglie tanta gente dalle nostre parrocchie e non solo, quindi è stata una grande giornata, diciamo, di amicizia, di fraternità, di gioia. Si è svolta con il tradizionale corteo, con appunto tutti i mestieranti, la Sacra Famiglia ovviamente, no? La Stella Cometa, un esercito di angioletti e di pastorelli che si sono messi tutti in cammino proprio seguendo la Stella Cometa, il segno, diciamo, di questa speranza che è il Dio Bambino nato per noi. E quindi dalla chiesa parrocchiale di Campodonico siamo venuti qui, dalla cappella di San Bernardo che si presta proprio a essere la culla della Natività, in cui Gesù Bambino, molto tranquillo nonostante la gioia di tutti i partecipanti, l'allegria e il caos, ci ha aspettato dormendo e poi con degli occhi curiosi bellissimi e vuole essere questo per noi un segno proprio di speranza, no? Si chiudono le porte sante, anche nella nostra diocesi si conclude il Giubileo, ma il segno grande della speranza che è Gesù in mezzo a noi, che è il nostro stare insieme, vogliamo che rimanga più vivo che mai. Partiamo da una giornata pazzesca dal tempo, bellissima, già il Signore ci ha fatto un regalo già lì. E in più è stata un'emozione comunque partecipare a questo ruolo da Giuseppe e da Maria e dal nostro piccolo amore. Ed è stato bravissimo il vostro. Bravo, molto molto bravo. Non ci aspettavamo, vero Matti? È stato adorato poi da tantissime persone che lo fotografavano e sorridevano. È stato emozionante anche per lui, comunque quando hanno aperto la porta, che sono entrate tutte le persone, lui è rimasto sorpreso da tutto questo, non se l'aspettava. Una tradizione, un momento di devozione, ma anche di condivisione e fraternità. Il presepe vivente qua è sempre stato, è una gioia farlo, ci ritroviamo insieme tutti quanti, le 4 comunità e niente, poi noi cuciniamo, sono anni che facciamo i testaglieux e quindi bene, invitiamo tutti a venire, se cosa e basta. Qui c'è mio cugino, questo è mio cugino. Sì, cosa dobbiamo fare un'intervista? La facciamo noi, cos'è? Ma è sempre un'emozione, ecco, poi porta un po' di vita al paese. Sì. Certo, porta un po' di movimento in questo paese che ormai siamo tutti vecchietti, io sono uno dei più giovani ma sono vecchietto anch'io, perché all'alba sono 60. Quindi va bene così, facciamo una manifestazione insieme a Don Francesco, a tutte le persone che sono state con noi
e cerchiamo di andare avanti e di farlo anche magari per il prossimo anno, finché possiamo ci saremo. Teniamo duro. E cucinate solo i testaglier? No, qui lui fa la carne, che adesso poi andrete a vedere. I testaglier li fanno loro, fa le frittelle la Gianna e di là fanno vin brûlé e farinata. La farinata, sì, molte cose tutte insieme per rendere lieti queste persone. Che sono venute a trovarci almeno hanno un conforto, almeno diciamo dalla parte culinaria, non mi veniva la parola. La giornata si è svolta alla vigilia della chiusura dell'anno giubilare con la messa del 28 dicembre in cattedrale a Chiavari, un pomeriggio anche per ricordare l'importanza del tema del Giubileo 2025. È un segno importante perché appunto soprattutto questi posti, no, di campagna, che un po' come la piccola Betlemme di un tempo, no, poteva essere pensata alla dimenticata, no, dagli uomini ma non da Dio, qua c'è tanta vita, c'è tanta fede, c'è tanto affetto, c'è tanta voglia di fare insieme, quindi la gente di Campodonico, Sanguinetto, Magena e San Pier di Canne tutti insieme, no, sono già loro un segno di speranza, che c'è un certo modo di essere chiesa che è possibile, quindi ci siamo messi in cammino con i nostri costumi, con la musica, con la nostra gioia, e che questo possa essere un segno di speranza per noi e per la nostra vita. Per concludere vi proponiamo un servizio che racchiude diverse testimonianze, un servizio che si riferisce ad un'esperienza che non ha cessato di esserci neanche durante il tempo del Natale. Stiamo parlando del servizio del dormitorio diocesano Casa Bruzzone che si trova all'interno del centro Franco Chiarella, sempre a San Pier di Canne. Combinazione, restiamo proprio in questa zona. È un servizio, come detto, diocesano che offre un letto a persone che normalmente dormirebbero fuori, dormirebbero per strada, e che viene animato da oltre un centinaio di volontari e di volontari da gruppi, associazioni, movimenti della zona. Le motivazioni possono essere tante per cui si inizia a fare questo tipo di servizio, ma l'esperienza è la stessa ed è quella della relazione semplice e amichevole con persone che hanno avuto un percorso di vita diverso dai volontari che prestano servizio, forse, ma che portano lo stesso bisogno di essere viste e riconosciute. Ma su questo sentiamo le testimonianze che abbiamo raccolto. Le motivazioni sono diverse, ma la strada è la stessa. A Chiavari, nel cuore della diocesi, c'è un servizio silenzioso che offre una doccia, un letto, una semplice cena a persone che altrimenti dormirebbero al freddo. E lo fa grazie alla disponibilità di decine di persone, sul gruppo WhatsApp sono 137, che ogni sera si alternano per raccogliere alcune eccedenze alimentari, apparecchiare, scaldare i pasti, pulire e soprattutto e semplicemente stare con chi vive la povertà anche come consapevolezza. Una cosa che mi è rimasta è che quando appunto una persona mi ha detto non sono tutti come voi, perché la maggior parte della gente neanche ci guarda, quello a me un po' m'ha colpito, perché cioè a me è una cosa che non so, mi sembra normale, in senso però invece la maggior parte della gente dice magari hanno la repulsione o comunque si allontanano da noi. È un servizio che poi ti toglie un po' la paura, ti dà delle possibilità diverse, tipo trovarti una sera in stazione alle 11 con tutto chiuso, tutto buio, eccetera, e c'è questa persona che conosci perché frequenta Casa Bruzzone, ti saluta, incominci a chiacchierare, vedi che le persone intorno ti guardano un po' male e dicono: ma questa qua che si mette a parlare con questa persona qua. E però sai chi è, sai cosa può fare e ci stai volentieri, ecco, è una cosa che ti fa piacere fare. La struttura del servizio è fissa, nel senso che si inizia intorno alle 19, si condivide la cena e poi si lascia la casa per la notte, eppure ogni serata è diversa. Non c'è una serata tipo, perché ci sono serate più tranquille dove gli ospiti magari mangiano tranquillamente e poi vanno a riposare, e ci sono invece ospiti coi quali riusciamo a fare qualche chiacchiera e qualcuno di loro addirittura si racconta, no? E anche questa cosa non è scontata, perché come dire, le loro vite sono proprio delicate, quindi anche in tutti questi anni io personalmente ho imparato anche
ad avere rispetto di quello che raccontano e anche di quello che a volte non raccontano, perché inizialmente appunto quando ho incominciato questo gesto viene quasi spontaneo avere il desiderio, no, di fare da Croce Rossina, nel senso che ti viene spontaneo voler aiutare, no, e trovare in qualche modo una soluzione ai problemi. In realtà l'esperienza in tutti questi anni ti aiuta anche a farti un pochino da parte e a, come dire, regalare solamente un paio d'orecchie per ascoltarli. Quell'approccio che poi ho imparato ad avere, e penso adesso di avere, è comunque una povertà di spirito con la quale io vado a fare questo gesto. Linda Callegari ha iniziato 2 anni fa dopo un'esperienza di volontariato alla Mensa, che ogni domenica offre un pasto alle persone in difficoltà a Chiavari. Io ho iniziato per fare qualcosa anche per gli altri. E comunque quando esci di lì io mi sento bene, cioè è come aver passato una serata in compagnia, perché comunque lì mangi, chiacchieri con loro, giochiamo a carte, come una serata tra amici, diciamo. È arricchente anche dal punto di vista comunque sociale e per la persona. E quindi io quando esco di lì sto bene, in senso è proprio una bella esperienza. E poi anche un modo esatto che ultimamente siamo sempre comunque attaccati ai telefoni o comunque anche alla sera, e invece lì metti via il telefono e comunque hai un rapporto e chiacchieri, è un po' diverso, secondo me, ti stacchi un po' da tutto. Ci sono anche gruppi, movimenti, associazioni e comunità che prestano il loro servizio insieme. Laura Mapelli ha iniziato nel 2019 come altri componenti della comunità Masci del Tigullio. Come scout noi abbiamo nel DNA quello di fare servizio, quindi diciamo che abbiamo questa familiarità con gli ultimi, e quindi se si tratta di incontrare gli ultimi noi ci siamo. Noi abbiamo tenuto come giorno il martedì, e sul martedì ruotiamo un po' a coppie chiaramente e cerchiamo di prestare questo servizio in maniera continuativa. Poi qualcuno ogni tanto prende tutta la settimana, per cui noi ci ritiriamo, ma sostanzialmente è così. Vittoria Felugo ha iniziato con altre persone della Fraternità di Comunione e Liberazione. Quest'anno c'è proprio una novità, perché di solito le responsabili della Caritas fornivano un calendario all'interno dei quali i vari volontari si inserivano. Da quest'anno c'è proprio una settimana che la Caritas ha dedicato al movimento di Comunione e Liberazione, all'interno della quale i vari volontari che aderiscono al movimento possono andare a fare questo gesto. Il punto di partenza può essere diverso, ma l'esperienza è analoga. Rispondendo ad un bisogno si scopre ciò che ciascuno porta nel cuore. L'ascolto, l'attenzione, il fatto di essere visti, qualche volta anche abbracciati. C'era un ospite che poi è ritornata perché veniva dalla Sicilia e quindi come mi ha rivisto, perché non mi aveva visto per un po' di tempo, è arrivata e mi ha abbracciato. E quindi è stato molto, molto commovente. Dici, hai lasciato qualcosa, ma hai lasciato un orecchio perché li hai ascoltati, un sorriso perché non li hai giudicati? Ecco, sono cose molto, molto semplici. Sono diversa da quella che ero quando ho incominciato, perché comunque è un'esperienza che ti cambia. È vero che offro un servizio, però torno sempre con qualcosa e sicuramente è un'esperienza che ti insegna come dire, a non sottovalutare intanto tutto ciò che nella quotidianità abbiamo, banalmente un tetto sotto il quale stare, il fatto di poter mangiare tutti i giorni a colazione, pranzo e cena. Io vado là e sempre torno indietro con qualcosa che mi arricchisce il cuore, ecco. Consiglio anche a tanti giovani di approcciarsi a questa cosa di volontariato, perché non ce ne sono tantissime, perché secondo me non è conosciuta e magari uno è spaventato un po' dalla situazione, perché comunque esatto, anch'io all'inizio ho detto comunque io non ho competenze, non ho mai fatto queste cose, questi servizi con queste persone. Invece no, nel senso, come mi aveva detto esatto una responsabile, così ci fa, te devi andare lì e pensare di passare una serata tra amici e
e basta, in senso ascoltare, chiacchierare, e per loro quello è già tanto, e in effetti è vero, ed è già tanto, ed è tanto anche per noi. Ci vuole tanta disponibilità, a volte tanta pazienza, e no, c'è una competenza che di solito è giocare a carte, perché ci sono degli ospiti a volte alla sera che vogliono giocare a carte, e quindi si fanno le ore piccole. Fa un po' casa, ecco. Sì, sicuramente, però non è sempre così, non tutte le sere, non tutte le volte. Ecco. Le regole è giusto che vengano rispettate per rispetto anche degli altri. E poi forse si scopre anche che quella distanza culturale e sociale immaginata non è poi così reale. C'è una differenza tra noi e loro? Domanda difficile. È diciamo le esperienze di vita che hanno portato quelle persone a finire lì, però poi sul resto secondo me siamo tutti uguali. Poi ci sono persone che magari vengono da paesi lontani, che hanno vissuto chissà che trascorsi, gente che magari si è trovata lì per altre motivazioni, ha perso il lavoro, gente esatto che poteva essere come noi, in senso che aveva una vita normale, magari si è ritrovata lì, quindi però dal punto di vista umano secondo me siamo tutti uguali. Ho sperimentato che in realtà forse non c'è tanta differenza, perché anche ultimamente sono andata e la percezione che ho è di essere povera quanto loro, ma c'è quella povertà, quel desiderio di attenzioni, io vado là e non sono superiore a nessuno. No? Quella povertà di animo con la quale vado, che mi pone sullo stesso livello, nel senso io ho bisogno quanto te, poi quando torno a casa io ritorno sempre a casa con qualche cosa in più di come sono partita. Ricordiamo in conclusione gli appuntamenti della solennità dell'Epifania che il Vescovo presiederà in cattedrale martedì 6 gennaio alle 17:30 il Vespro e alle 18 la Santa Messa. Terminiamo il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa e ci rivediamo come sempre la prossima settimana. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.